nord del Montello, tra la piccola chiesa di Santa Mamma e il Piave, c'è un bel campo a ridosso del fiume. È facilmente raggiungibile in bici o a piedi. Alzandoci col drone la vista migliora. Dopo le recenti piogge, l'acqua scorre veloce anche se il letto del fiume non è del tutto pieno. Se la giornata è buona si può spaziare con l'occhio dal Monte Grappa al Cansiglio con una vista a 180 gradi. In lontananza, tra il Col Visentino e il Cansiglio, è possibile intravedere il Monte Teverone che segna il confine tra il Veneto e il Friuli. Ora guardiamo verso il Montello. Davanti a noi la piccola chiesa di Santa Mamma. A 200 metri in linea d'aria da dove siamo noi c'è anche il Buoro di Ciano del Montello, una piccola sorgente posta in un anfratto roccioso. Da quassù si vede bene anche Canal Castelviero, una derivazione dal canale Brentella che parte da Crocetta del Montello fino ad arrivare a Nervese della Battaglia. Le grave del Piave sono sempre uno spettacolo. Andiamo a dare un'occhiata un po' più da vicino alla piccola chiesetta di Santa Mamma. Già che ci siamo, possiamo fare anche una capatina dall'altra parte sulla sponda sinistra.
Purtroppo solo in fase di montaggio di questo video ho scoperto di essere arrivato molto vicino all'Isola dei Morti. Se l'avessi saputo avrei fatto una ripresa. Ma ormai si è fatta ora di tornare indietro. Peccato. La giornata è davvero fantastica, siamo stati fortunati. Spero che queste riprese siano piaciute a voi come sono piaciute a noi. Alla prossima!